castello di Sanguinetto si trova nel centro del paese, a fianco del Duomo dedicato a San Giorgio. Fu eretto dagli Scaligeri signori di Verona nel 1375 su una più antica fortificazione preesistente. Il castello doveva difendere il dominio veronese a sud della città. La fortezza quadrangolare, con 4 torri angolari e 4 intermedie, con fossato attorno alimentato dalle acque del Tregnon, fu donata dalla Scala al condottiero Jacopo del Verne, che adattò la costruzione a residenza signorile. Risale a questo periodo la costruzione della loggia a pian terreno, sostenuta da eleganti colonne nel cortile interno. Verso la metà del XV secolo il castello fu confiscato ai Dal Verme, accusati di tradimento dalla Repubblica di Venezia, che dal 1405 era subentrata nel dominio del territorio. La costruzione fu ceduta a Gentile da Leonessa, condottiero della Repubblica di Venezia, che costruì l'edificio a doppia rampa sul lato a tramontana. Dopo l'occupazione devastatrice del 1509 delle truppe della Lega di Cambrai che volevano annientare Venezia, il castello fu suddiviso in varie proprietà con funzioni residenziali. Nei secoli successivi vi trovarono ospitalità personaggi famosi come Carlo Goldoni, che vi ambientò la sua commedia Il feudatario, e Giuseppe Garibaldi. Parte della costruzione, nel periodo della dominazione austriaca, nella prima metà dell'Ottocento, fu adibita a prigione. Vi fu rinchiuso anche Silvio Pellico in attesa di essere trasferito allo Spielberg. Alla fine del XIX secolo, il comune di Sanguinetto acquistò la maggior parte della struttura, restaurandola per inserirvi uffici comunali, pretura, teatro, carceri e scuole. Fu sopraelevata la torre d'ingresso e aggiunti i merli ghibellini. Nel 1962 un incendio distrusse la parte di edificio che ospitava il teatro e le scuole. A questo fece seguito un approssimativo restauro. Ancora oggi nel castello trovano spazio gli uffici comunali, associazioni e il teatro, che è stato completamente rinnovato nel 2009. La torre posta a sud-ovest, che viene identificata come il Mastio, è rimasta proprietà privata e nel 2017 risultava in vendita. Al suo interno si è conservato un grande salone con camino decorato a stucchi.